Eder. Mech. Pallister. Oggi 21 marzo 2022. Facciamo alcune riflessioni scaturite da alcune dichiarazioni rese da un paio di soggetti legati alla cerchia familiare ed amicale di Liliana Resinovic, che suggeriscono l'opportunità di disporre accertamenti e verifiche anche tecniche che potrebbero essere utili per far luce sul decesso di Liliana. Nella vicenda in oggetto, infatti, pressoché tutti i protagonisti hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche ai mezzi di informazione che appaiono particolarmente significative anche, e soprattutto, in ordine ai loro spostamenti in concomitanza con la scomparsa della Resinovic nei giorni successivi. A titolo esemplificativo, si segnalano le seguenti circostanze. Covalero Fulvio, amico della donna, ha riferito nel corso di un'intervista andata in onda nella trasmissione Chi l'ha visto? Del 23 febbraio 2022 di essersi recato a cercare il corpo di Liliana anche in una zona vicina a quella dove effettivamente il corpo sarà rinvenuto, facendo riferimento ad una premonizione. Ho sentito l'esigenza di andare a vedere lì, dove c'è la chiesetta diroccata. Non c'è un motivo preciso, ma quando ho capito che era a 70 metri da dove l'avevo cercata ho pensato che sia stata una premonizione. Specifica che egli ha svolto alcune ricerche con Claudio Sterpin, che egli non conosceva, e con il quale è entrato in contatto dopo la scomparsa di Liliana. È emerso altresì che il medesimo, prima del rinvenimento del cadavere, ha postato dei messaggi Facebook come se fosse la povera donna allo scopo di provocare l'assassino, in cui si affermava, ad esempio, che ella si trovava nella stessa posizione in cui era stata abbandonata quasi 3 settimane prima, ciò in un post del 1 gennaio 2022. Asserisce inoltre di aver fatto delle ricerche su Google negli ultimi giorni prima che la trovassero, per capire se un anziano che commette un omicidio può usufruire di benefici o sconti di pena e dunque quale pena poteva essere comminata, presupponendo dunque, prima del ritrovamento, che Liliana Resinovic fosse stata uccisa e che il responsabile fosse una persona anziana. Appare utile acquisire ed analizzare il dispositivo cellulare a lui in uso per verificare, anche in ausilio ad un accertamento da condurre sulle celle telefoniche, quando egli si è recato nei luoghi in cui è stato ritrovato il cadavere della donna, quale percorso ha effettuato, a quando risalgono i contatti con Claudio Sterpin, a quando risalgono le ricerche sul motore Google relative alla possibile pena irrogata per un omicidio, che tenore le stesse hanno avuto, quali parole sono state digitate, che tipologia di interazioni sui social egli ha avuto. Sterpin Claudio, nel corso della medesima puntata conferma di essere entrato in contatto con Covalero e che i due si sono recati insieme a fare delle ricerche della donna scomparsa. Per le stesse ragioni, anche l'analisi del dispositivo di Claudio Sterpin può essere utile per comprendere le sue indicate circostanze, oltre che, eventualmente, trovare riscontro alle sue affermazioni in ordine all'esistenza della relazione sentimentale con Liliana Resinovic, ad esempio, attraverso messaggi, chat, foto, video, applicazioni installate ed eventualmente cancellate. Visentin Sebastiano, marito di Liliana Resinovic, tra le varie cose, ha riferito ai cronisti in più circostanze che nella mattinata del 14 dicembre 2021 ha effettuato dei giri in città con la propria bicicletta per provare la telecamera ivi installata, con la quale avrebbe fatto delle videoriprese. Al riguardo, in una dette tante interviste rilasciate sul punto, andata in onda nella trasmissione Ore 14, l'uomo specifica che le riprese ce le ho tutte qua con tutti gli orari precisi e tutto quanto.
Sergio Resinovic ricorda in proposito che il 27 novembre 2021 ha aiutato il cognato a scaricare sul cellulare di quest'ultimo l'applicazione GoPro Black, o altra con nome similare, che consente di trasferire i dati dalla telecamera al dispositivo cellulare. I video in questione, oltre a recare data e orario, potrebbero consentire anche un tracciamento della posizione nell'ipotesi in cui sia attivato il GPS. L'analisi del dispositivo cellulare in uso all'uomo, da comparare eventualmente con i dati della telecamera in oggetto, potrebbe dunque consentire di acquisire certezza in ordine ai tragitti effettuati e ai relativi orari, nonché, eventualmente, in ordine ad interventi di settaggio manuale di data, orario e/o altre informazioni. I predetti accertamenti da condursi sui dispositivi cellulari ed informatici in uso ai predetti soggetti, lungi dal costituire tentativi di adombrare sospetti su taluno, consentirebbero, unitamente ai dati scientifici e dichiarativi di cui si dispone, di far luce sulle sorti della povera donna e, non di meno, di chiarire le posizioni dei soggetti che facevano parte della sua rete relazionale. Per le sue esposte ragioni chiediamo che si valuti l'opportunità di disporre, laddove non vi abbia già dato corso, il sequestro degli apparecchi cellulari e dei dispositivi informatici e o tecnologici dei soggetti indicati in premessa ai fini della successiva analisi. Penso quel giorno lì, a un certo punto quella telefonata delle 8:22 erano con parole ben altre, diverse di quello che dice lui. Voleva forse dormire fuori una notte, 2 notti e dopo ritornare a casa magari a dire: Sebastiano, perdonami, non ti ho raccontato tutto. Questo. Io ho un alibi perfetto. Come notò anche Fulvio Covalero, Sebastiano da subito ebbe il vizio di coniugare i verbi al passato. Sentiamo cosa dice anche in questa occasione. Era il 3 gennaio e Liliana non era ancora stata ritrovata. Non posso aver fatto del male alla mia signora, perché era la cosa più preziosa che ho. 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 Era. Passano 24 ore, quindi si fa il 4 gennaio e questo verbo al passato muta e Liliana è di nuovo viva. Poi magari ti addormenti, poi ti svegli la notte e senti quasi questa voce lontana di Liliana che dice: Sebastiano, portami via di qua. Non è casa mia questa. E io spero di avere questo nulla osta di poter cremare Liliana. In questo periodo qua sono venute tutte le ipotesi, tutte le possibilità immaginabili. Io sono convinto che Lili sia ancora viva e che magari si trova in una situazione così particolare di riflessione, di qualche... Penso che se sia andata magari non lontano da qua, ecco. E se Liliana fosse davvero morta ai primi di gennaio, queste parole sarebbero davvero profetiche. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.